La vicenda della sospensione della sagra del Tataratà di Casteltermini scivola dai fatti reali che hanno determinato il provvedimento del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica su un piano squisitamente politico. E lo scontro si fa durissimo, si inasprisce a colpi di comunicati stampa tra l'assessore dimissionario Totò Scozzari da una parte e il sindaco Nicastro dall'altra. Una nuova nota evidenzia la insoddisfazione di Scozzari che interpreta in questo modo l'amarezza dei suoi concittadini privati della festa, ma è sull'operato di Nicastro che il dimissionario assessore non le manda a dire, definendolo una grande delusione per l'intero popolo castelterminese che in 2 anni ha dimostrato, dice, che il sindaco non lo sa fare. Parole quelle di Scozzari pesanti come macigni nelle quali si legge una evidente contrarietà che trova radici probabilmente in situazioni sicuramente diverse da quella punta dell'iceberg che rappresenta la sospensione della festa del Tataratà. Scozzari afferma che terrà una conferenza stampa nella quale spiegherà il lavoro svolto, una grande mole, dice, tanto da avere dato fastidio all'attuale amministrazione. E anche Michele Guardia, autore RAI e Castelterminese Doc, lancia un appello perché non si perda l'opportunità di dare vita all'atteso appuntamento. Uno scontro, l'abbiamo detto ieri, lo ribadiamo oggi, che dalla festa si sposta sul piano politico. E in questo sembra perdere di vista il motivo reale che ha originato il problema, ovvero l'animosità delle opposte fazioni che hanno posto in essere disordini. E su questo nessun comunicato ufficiale, nessuna marcia indietro o mediazione, eppure basterebbe garantire un sereno svolgimento della manifestazione con un contenimento dei toni per dare risoluzione alla grana scoppiata. Per ciò che ci riguarda, restiamo in attesa di rassicurazioni in merito, certi che le liti a tutti i livelli non portino in alcun modo miglioramenti ed evoluzione, sia sul piano politico che individuale.